puntuali, sono le 8:30 spaccate. Andiamo subito alla carta d'identità di questa ospite che è già seduta con noi per capire di chi si tratta. In realtà ai più probabilmente potrà risultare sconosciuta, ma non è rimasta indifferente alle nostre orecchie. Nome: Eliana. cognome: Melis. data di nascita: 7/8/1985. professione: insegnante di musica. segni particolari: didattica. non poteva altro che essere così. Didattica. Buongiorno Eliana. Buongiorno Diletta. Eliana Melis, forse Professoressa, possiamo usare una delle prime ospitate pubbliche da quando tu fai questo mestiere, o hai già avuto altri contatti con televisioni, radio e quant'altro? Cioè la prima è la tua, Ero è stata il tuo ospite battesimo? col mio vecchio gruppo a Radio Press. Ah, ok, va bene. Allora è avvezza radiofonicamente alla televisione. diciamo che noi la siamo signorina. un mix tra la radio e la televisione. In realtà abbiamo l'idea di fare la radio, ma siamo solo in televisione, quindi cioè, dobbiamo metterci d'accordo, ma ci piace così questa sorta di confusione. E questa lettera, ragazzi, questa è stata la diciamo, non si legge, non si vede, perché la metto a favore di più o meno luce per far capire che c'è scritto qualcosa, perché sennò i fari fanno diventare il foglio tutto bianco. Però questa lettera mandata da Teresa e Tonio, che io saluto e che ringrazio perché sono i tuoi genitori, ha mosso un po' tutto quanto. Cioè mi è arrivata questa lettera molto fitta, scritta anche di getto, devo dire anche molto bene. La tua mamma fa l'insegnante anche lei? No, perché scrive benissimo, ecco. Scrive delle poesie. Ecco infatti, perché. grazie a Lenat, anche una delle mie canzoni che ho scritto. Va bene, perciò c'è l'ispirazione. Insomma, esatto. ci racconta un po'. C'è anche tua mamma. Guarda. Ci racconta un po' tutto quello che è stato il tuo percorso da quando da piccola hai cominciato ad avvicinarti alla musica e fino ad oggi. Però vogliamo adesso, io l'ho letto, vogliamo un po' raccontarlo, vogliamo un po' capire. Quindi sono sempre mamma e papà che ti hanno spinto a fare tante cose, o questo è un caso più unico che raro? Questo è un caso, direi, abbastanza unico, perché per tutte le cose che ho fatto, loro sì mi hanno sempre appoggiato, evidentemente, però la passione è nata da me, loro mi hanno sempre solamente dato una grande spinta. Loro due con la musica no, la ascoltano. Io sono un mondo a parte, noi siamo 5 figli, sono l'unica della casa, insomma, che ha preso questa strada. La scelta dell'arte. Esatto. Gli altri maschi, femmine, quanti siete? 5? Sì, io sono 5 figli, io sono la più piccola. E tutti femmine, no? No, sono 3 maschi e siamo due donne. La prevalenza è maschile. Papà o babbo, come lo chiami? Papà sarà contento a questo punto, perché almeno il cognome viene portato avanti. Sì, I Melis hanno abbastanza. ancora una dinastia, insomma, ci avranno lunga vita, sì. Ovviamente. Allora, però tu ti sei poi indirizzata verso gli studi, no? Di chitarra classica al conservatorio, ti sei diplomata da quelle parti, perciò anche molto impegno, insomma, l'hai presa molto seriamente. Sì, ho voluto fare della musica il mio mestiere, non solo la mia passione. Ma devo dire che continua a essere più una passione che un mestiere, per fortuna, anche perché senza questa forse secondo me nessun artista può. Tu nella vita cosa fai? L'insegnante di musica? Io insegno, sì. Quindi quello che rimane importante è dedicarti anche a chi poi di musica potrebbe ha ancora il sogno di vivere, no? Esatto. La didattica, noi abbiamo scritto segni particolari, didattica, ma perché per te e per chi ha studiato al conservatorio e chi cerca poi di impartire nozioni attraverso i pentagrammi o le regole fondamentali per fare il musicista studiando, è fondamentale. Sì, è fondamentale, è anche bello poter trasmettere la passione. Quando è successo per me è stato motivo di orgoglio. La primissima canzone, tu hai detto mia mamma mi ha ispirato per scrivere. Sì, mia mamma scrive delle poesie. Era quella o no? No, non era la primissima. La mia primissima in realtà è nata quando ero alle scuole medie. Quindi sono direi passati un po' di anni dal primo momento cantautorale, perché poi sei scrittrice dei tuoi testi e arrangiatrice dei tuoi pezzi. Fai esatto, sì, scrivo musica, testi. E che cosa te la ricordi? Possiamo accennarla se te la ricordi, o è un passato talmente passato? Oddio, mi parli di quella delle scuole sei medie. nell'85, sei giovane, le medie, non dico siamo dietro l'angolo, però. Era una tipica canzone d'amore adolescenziale. Va bene, un pezzettino, giusto anche il refrain. Nicoletta è un po' impreparata adesso. Non ti ricordi il testo? Forse mi ricordo. Ma anche giusto accennata per poco,
Fai memoria. Attenzione, l'abbiamo messa Faccio in memoria. difficoltà non volutamente. Se Vabbè, l'aspettavo. non suoniamola, ti ricordi No, non so. il titolo almeno? No, neanche il titolo. Non mi ricordo. Ma succede, Sono passati davvero molti succede anni. perché anch'io scrissi una canzone quando ero... tu? Sì. Non sapevo. E però adesso se Ma uno non mi è. dice che canzone era, mi ricordo un po', parlava di un vagabondo, eccetera, eccetera, però non mi ricordo il titolo in realtà, anch'io ho questo tipo di problema, quindi ti capisco perfettamente. Allora rimaniamo sul pezzo, su quello che è più Me la sono contemporaneo. ricordata. Me Attenzione, la sono ricordata. si accende la lampadina. Fino a quando tu ritornerai ed un grande amore forse fiorirà per sempre tu nel mio cuore sarai e voleremo insieme nell'immensità. Sento già il pubblico assiepato Sì. lì alla ringhiera Arriva l'applauso. dei Via Venturi, ormai. Doppiotto scrosciante. L'applauso sì, non sarà solo questo, anche ovviamente l'apporto decisivo sarà l'applauso dei genitori che sento già mamma e papà lì Pronta alla che televisione battono fortissimo le mani. Allora però dicevo, questa è la canzone d'amore e quindi per un'infatuazione Sì, per il mio primo delle fidanzatino. medie, ma e poi è stato Sì. conquistato questo fidanzatino anche con questa canzone oppure fu un buco No, nell'acqua? no, è stata anche una storia abbastanza lunga. Ah, Sì, hai capito, dalle medie Un fidanzatore. quanto è Una vera quanto è storia durato d'amore. visto che c'è 7 anni. 7 anni, poi dopo la crisi del Una settimo vera anno. storia d'amore. Un tempo si diceva la crisi del settimo anno, in quel caso è stata Però così. era un po' giovane, quindi... Avete insomma. mantenuto ancora i rapporti? Siete ancora amici oppure è finita? E Ma ciao? siamo più che altro abitiamo molto vicini, quindi Ah, ogni ok, tanto perciò per ci forza di vediamo. cose di rimpettai. Ma Abitate sì, vicino. comunque Va è bene, mi rimasto- piace il è presidente rimasto Lampi l'affetto. perché dà contributi che sono tipo pappagallo. Ah, perché abitate vicino. Ah, allora era il fidanzatino. Allora era più di fidanzatino. Sta dando dei sostanziosi contributi di contenuto. Qual è la ragione per cui si sono lasciati? Vuoi che Ma non dica me ne questo? frega niente. E allora, abbi E pazienza. allora stia zitto, fa prima. Allora, il CD che ci è arrivato Sì. ha dentro una serie di tracce, ce l'ho di là, poi dopo lo porteremo di qua nella seconda parte. Aveva un titolo se non sbaglio, giusto? O C'è il mio nome, Ok, la esatto, Eliana copertina. Melis. No, appunto, da qui parto. Il titolo sarebbe In prospettiva. Ah, ok, Ecco. però è qualcosa che ti rappresenta molto. Sì. Vogliamo prima di andare in pubblicità, visto che sono le 8:38, da questo album, possiamo chiamarlo così, anche se poi non è mai uscito, vabbè, possiamo dire un concept CD, non lo so, come vogliamo chiamarlo? Una demo allargata. Sì, una demo abbastanza Approfondita però, approfondita, perché sì, ciò che abbiamo sentito sì. noi che poi ci ha attirato per dire chiamiamola era interessante, poi c'è dentro tutto il resto del gruppo perché tu hai anche un gruppo. Sì, avevo un gruppo Avevi, già sparito. con cui ho suonato per 7 anni anche questo. Ragazzi, qui Beh, qui un c'è numero- qui il 7 ti Qui il 7 ti segue Eh sì, dalla nascita. dalla nascita. Dalla nascita. Dalla- Fa solo l'insegnante di musica, al di là della passione. 7 agosto la nascita, è per quello che l'ha detto. Cosa fai adesso? Solo l'insegnante di musica, oltre a coltivare in privato la musica. Sì, io sono stata via da settembre, sono tornata appunto da poco perché ero fuori in Svizzera e lì ho continuato a scrivere le mie canzoni, a cercare nuove ispirazioni e a insegnare. Quei precisetti degli svizzeri con tanto cioccolato al seguito ti hanno ispirato? Beh sì, anche la Germania ha fatto parte del mio Del tuo mio percorso, del tuo percorso. Ma è per Creativo. lavoro sempre o per diletto? Sono sempre partita per lavoro e ho continuato comunque a seguire sempre la mia Va bene, la mia da passione. quell'album concept piuttosto che demo, chiamiamolo come vogliamo, qual è il pezzo che ti rappresenta di più? Il pezzo che più mi rappresenta è sicuramente In prospettiva. In prospettiva. In prospettiva. Che poi sarebbe la title track, se volessimo essere proprio precisi. E allora questo te lo ricorderai senza doverci pensare Sicuramente. troppo. Dai, allora ai due di Via Venturi con In prospettiva Eliana Melis. Perché guardare il mondo sì da un'altra prospettiva è possibile, è semplice vedere che le cose intorno a me si trasformano e rinascono come la notte in luce.
posso io scrutare ed ammirare, vedo nel cielo riflesso il mare e nel mare mischiarsi il cielo tra i colori di un caldo tramonto, dentro quei pensieri in cui mi confondo. Tu prendimi e insegnami a guardare, tu prendimi e insegnami a guardare da dove inizia il mondo, dove finisce il mare, e il sole vedo tramontare, e senza linea di confine tra l'infinito e la realtà, appeso tutta un'illusione. Perché osservare il mondo solamente con questi occhi non è sempre possibile. È semplice, non senti ciò che in fondo il suono, esiste veramente a volte ciò che senti e che ti fa vedere più lontano, 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 lontano. E da dove inizia il mondo, dove finisce il mare, e il sole vedo tramontare, e senza linea di confine tra l'infinito e la realtà, appeso tutta un'illusione. Ah, na, 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 na. Appeso tutta un'illusione, a un'illusione. Ma che meraviglia! In prospettiva Eliana Melis, ai due di Avventuri. Beh, c'è. Dobbiamo andare in pubblicità, ma attenzione, il presidente Mameli ha ballato tutto il pezzo. Mi sono fatto trascinare da questa splendida e arcana voce. Ti ho seguito con le Lui penne. faceva il batterista. Bellissimo. Esatto, sì, Lui faceva facevo battere perché mi diverte, mi piace molto. Poi questa ritmica, devo dire, acchiappa, anche solo se non l'hai mai sentita al primo ascolto, perché è proprio questo che ci ha attirato nel prodotto che tu ci hai portato, anzi i tuoi genitori ci hanno portato. C'erano delle sonorità che erano anche un po' richiamanti, se vogliamo, perché non lo so se tu hai degli spunti o delle... A me fa venire in mente un po' Gerardina Trovato, un po' Paola Turci, un po' Fiorella Mannoia, tutto quello che ho sentito. No, beh, ci sono delle ispirazioni di questo esatto. genere, oppure mi sbaglio? No, c'è, comunque fanno parte sicuramente Dei tuoi ascolti? dei miei ascolti, Sì, no, assolutamente. perché certo, ognuno di noi un po' è quello che si è creato col bagaglio che ci si porta dietro, no? Perciò anche le ispirazioni e i miti, o perlomeno i cantanti di riferimento, poi danno un pochino la linea. Sì, danno un po' l'input. L'input, E devo dire però in prospettiva questa canzone è molto bella. Io ho chiesto quale fosse quella che ti rappresentasse di più, perché in realtà poi a noi all'ascolto questa aveva proprio preso proprio per ritmiche e per interesse da un punto di vista anche dei contenuti. In prospettiva è una canzone che guarda un po' in avanti, no? in cerca di nuove prospettive. Il tuo avanti lo vedi un po' oltre all'insegnamento nella musica, o è un viaggio parallelo che tanto è sempre lì, comunque in qualche caso quando hai voglia la tiri fuori sta chitarra per la quale hai tanto studiato? No, io spero comunque da sempre, ho sempre sperato di fare questo nella vita, quindi... Va bene. Anche la presenza qui cammina in quell'ottica Beh, di proiettarsi in una La dimensione. nostra finestra, Sì. la nostra finestra è aperta per chi se lo merita e ha qualcosa da dire. Sì, Eliana ce 7,5. C'è la pubblicità adesso, la finestra è aperta sugli inserzionisti che ringraziamo. Piccolo spot per noi. Torniamo in diretta, sempre di musica parliamo, perché andiamo al telefono a salutare Roberta Pompa, protagonista tra l'altro della 7ª edizione di X Factor, è uscita con un singolo molto molto bello e tratto da un album altrettanto bello, ma adesso ne parliamo con lei. Buongiorno Roberta. Buongiorno, ciao a Roberta. tutti. Ben arrivata, ben Grazie. svegliata, ti abbiamo tirato giù dal letto oppure sei abituata a alzarti presto? No, guarda, ti spiego, in realtà dipende dai giorni. Ieri sono rientrata da Torino abbastanza tardi,
Ecco. Oggi devo essere a Milano all'1, quindi ti dico che mi avete tirato giù dal letto, Ecco, però perfetto, va bene va- così, no, perché può essere un buon pretesto per andare a fare 2 passi che non Brava, fa. però sapevamo che avevi questo impegno milanese e abbiamo detto metti che non si sveglia, la svegliamo noi. Così. Giusto, no, giustissimo. Stiamo vedendo tra l'altro il video di Stringimi, il singolo che è uscito qualche settimana fa. In realtà Sì. Favola imperfetta, parto sempre dal titolo io degli album, perché poi in realtà la vita è un po' una favola, però a volte ha delle imperfezioni da dover affrontare. Sì. Che tipo di altro intendimento scrivendo questo album tu volevi far arrivare? Allora, il mio album parla molto di me, quindi ti dico che è pienamente autobiografico. Favola imperfetta è un brano molto molto bello, secondo me. Favola imperfetta, però ho voluto dare questo titolo all'album perché io sono una persona molto positiva, cerco sempre di trovare quella parte di positività in tutto quello che accade nella mia vita. Secondo me Favola imperfetta rappresenta un po' questo mio credere, questo mio modo di vedere, perché comunque imperfezione in realtà sia sinonimo poi di bellezza. Certo, Quindi assolutamente. mi piaceva molto questo contrasto, questa cosa che rappresenta questo mio modo di vedere, quindi devo dire che Favola imperfetta è perfetto. Quindi è una contraddizione però che ha un senso, direi. Sì. Invece Stringimi parla di una storia d'amore che poi va a toccare il problema o la reale routine di un rapporto che, nonostante però questa routine esista, come esisterà per tutti, riesce a tenere unite vincere. queste due persone. Sì. Certo. Esatto, sì, infatti mi volevo parlare proprio di questo ideale che purtroppo in questi giorni, in questi ultimi anni sta un po' sfumando, che è quello dell'amore eterno. Io ci credo e penso che in una coppia, se c'è un amore molto profondo, può sconfiggere comunque la quotidianità, la routine, le abitudini, può sconfiggere tutto questo e vincere quindi dall'amore eterno, perché secondo me esiste ancora. Credo proprio di sì, soprattutto quando vedo in giro coppie di signori di non più primo pelo, anzi direi Sì, sugli l'amore dei 80, nonni, quello che ci 70, insegnano 80, i nonni. che vanno in giro con la mano nella mano, ed è una cosa Esatto, che sì. intenerisce molto e che fa pensare che in realtà esista, per forza di cose deve esistere. Poi dopo la velocità dei tempi che viviamo, secondo me diciamo è molto complice nella responsabilità dei rapporti che saltano a breve termine. Sì, E quindi è tutto troppo veloce, dovremmo andare un pochino più lenti. Da X Factor, la 7ª edizione a oggi, com'è cambiata la tua vita, se è cambiata? Beh sì, è cambiata. Io prima facevo la commessa. Ecco. Ma invece tutte così a X Factor, da Giusy Ferreri in avanti? No, beh, ma in realtà io sono Giusy Ferreri, non ho conosciuto la commessa, quindi non lo so, vabbè. Comunque io facevo la commessa in un negozio e invece adesso riesco a vivere di musica, questa della è mia una- passione. Questa è la cosa più importante nella vita, lo dico sempre, lo ripeterò all'infinito: svegliarsi la mattina e fare il mestiere che ami è il primo super enalotto della vita. Sì, mi sento molto fortunata, infatti. Bene, allora, aspettando che tu possa passare anche da qui, dalla Sardegna, abbiamo visto il tuo video in tutta questa chiacchierata molto bello, abbiamo anche sentito in sottofondo Stringimi, e allora in bocca al lupo a Roberta Pompa, un abbraccio e buona estate e buon viaggio per Milano. È caduta? Caduta È la già linea? scivolata? Non abbiamo si è più Roberta. congelata. Va bene, noi l'abbiamo Pronto? salutata. No, Pronto? ci sei, C'è. eccoti, non ti Ho sentivamo avuto- più. No, non vi sentivo più per un attimo. Vabbè, sì. vabbè, abbiamo solo detto in bocca al lupo per il resto della tua carriera, sperando di vederti Grazie. presto qui in Sardegna, e buon viaggio per Milano, visto che poi andrai da Grazie. da quelle parti. Grazie a mille, te, grazie Roberta a voi. Pompa su Un Sardegna 1 e 2 di abbraccio. Venturi. Ciao. E noi Ciao, torniamo ciao, invece ciao, in grazie. casa, dove abbiamo Eliana Melis, ma è sempre sul tema musica rimaniamo, perché ci piace questa mattina parlare con i fatti in qualche maniera. Abbiamo visto il video di Roberta, abbiamo ascoltato in prospettiva di Eliana, ma prima di andare avanti vogliamo un po' a proposito di prospettive sapere il futuro. Io so già che hai scritto già delle cose un po' più verso il pop, perché questo disco, che ha una copertina che ti ritrae, dove c'è scritto Eliana, sicuramente molto fai da te, perché poi è una demo sostanzialmente, Ma sì, no? Aveva più un taglio folcloristico, se vogliamo. Esatto, più influenze folk, anche perché O folk non inteso come musica sarda. No, però, assolutamente. No, lo dobbiamo dire a casa per chi ci sta seguendo. Sì, anche per l'influenza sicuramente che ho avuto col mio gruppo, ecco,
Quindi quel tipo roba di più pop, cerchi di essere più commerciale, ma guarda che anche questo secondo me è Ma- un po' più di nicchia, però attira, perché ripeto, le sonorità e gli arrangiamenti sono molto gradevoli. Assolutamente sì, però questa fase mi rispecchia un po' di più. Penso che ci siano delle fasi della vita dove con la musica puoi mettere in risalto quello che stai vivendo, ecco. Quindi in questo momento qua della mia vita mi sento un po' più pop, diciamo. Tu hai detto adesso mi rispecchia più il pop, a proposito di specchio, vorrei sapere quanto di te nello specchio, appunto, il titolo della traccia 7 di questo CD esiste, c'è, quanto di te racconti poi. C'è tutto di me. C'è tutto di me in tutto il Tu CD. sei sempre veritiera davanti allo specchio, nel senso ti guardi e credi a lui o cerchi di raccontargli qualche, come fa il presidente Mameli, guarda. Ma anche lo sguardo di questa bella signorina. O cerchi di cammina nella mia ottica, di modificare Dica ciò la che verità. vedi davanti a te. No, il presidente Mameli è l'unico uomo al mondo, secondo me, o forse uno dei pochi, Uno che dei quando va pochi. davanti allo specchio riesce a smentirlo. Sì, è incredibile. sì, È incredibile. Ma guardare Vabbè, in realtà totalmente la verità in faccia. così. Esatto, ti guardi ma... Anche perché se lo guardi cerchi la verità di è questa, non è sviare. che ci sia altro da guardare. Tu invece È che una che filosofia di rapporto vita. hai con lo specchio a questo punto? Ma mi guardo ma non mi vedo, nel senso sono lì davanti però cerco di scappare. Va bene, allora Vedi, voglio vedi. chiederti un Alle accenno, spalle. non tutta perché non abbiamo il tempo, dello specchio, perché è altra traccia che ci ha rapito Ok. o perlomeno interessato parecchio. 8:30 del mattino ti alzi correndo dal letto, ti guardi allo specchio, sì sei sempre tu, sei ancora tu. È bello vederti, è da un po' che non passi a trovarmi, pensavo ti fossi scordata davvero di me o scordata di te. Da quale ostica e cruda realtà sei stata rapita, in quanti sentieri la vita smarrita. Ai 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 ai. Scorge timido un sorriso dai riflessi dello specchio che fai. Ai 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 ai. Ma dove cerchi di scappare non lo vedi, sono io, sei tu. 8:30 del mattino ti svegli salita da 1000 pensieri, contorti e più stanchi di ieri, così stanchi di te. Ed è bello vederti, è da un po' che non passi, pensavo davvero che fossi scordata di te, scordata di me. Da quale insolita e vana realtà sei stata rapita? Quale altra scusa per non addossarti i tuoi guai indosserai? Ai 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 A Sardegna 1 nei due di Via Venturi, devo dire, tra l'altro i testi molto volevo belli. dire, grande Oltre caratura, all'arrangiamento, sì. grande caratura nel pensiero. Brava. Complimenti. E questo è il motivo che ci ha spinto ad averla qui questa mattina e purtroppo il tempo sembra sempre troppo, ma invece è troppo poco. Vola molto rapidamente. Eliana, non è detto che ci si rincontri da qui ai prossimi mesi. Grazie a mamma e papà che hanno scritto questa Grazie lettera a voi. e questa biografia. Grazie a te per averci portato la tua arte. Anche in bocca al lupo. E in per la bocca al carriera. lupo, certo. Ma Epi. capisci quanti contributi importanti dà il presidente Mameli, vedi? Sì. Vi Il nostro lasciamo Matteosi ai due. crede di essere San Pietrone e invece finisce Sono nella San bamba, Silvestrone nella sono bamba oggi. dell'intelligenza. Grazie, Ce la Presidente. presente l'insimpiezza intellettiva. Lui è l'espressione dell'insimpienza intellettiva. Via. Dire in bocca al Microfono lupo via, ci sono i due per la dell'abitacolo, carriera i due dell'abitacolo. è il momento